Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio preventivo 2018 con 26 voti a favore, 16 contrari e 2 astenuti, dopo che suggerimenti e proposte dei consiglieri erano stati raccolti in un maxi emendamento presentato dalla Giunta. Tra i capitoli che hanno ricevuto qualche risorsa in più i fondi destinati all'Osservatorio contro la criminalità e la mafia, mentre da tutta l'opposizione sono state rivolte pesanti critiche alla carenza di risorse per la cultura. L'importante, chiosa il Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti, è stato riuscire a non imporre neppure quest'anno l'addizionale IRPEF e a chiudere i lavori prima di Natale. Ribadiamo che il Veneto è una regione tax free. Abbiamo comunque salvaguardato gli interventi specialmente nel sociale, nella sanità, ma anche nei confronti delle imprese dell'ambiente che diano i servizi che i veneti si aspettano. La partita grossa speriamo di poterla giocare invece sull'autonomia, quindi anche su questo il bilancio ha avuto un'attenzione per capire e vedere le deleghe che potremo in qualche maniera gestire nel prossimo futuro. La mancanza di autonomia e i consueti tagli da Roma sono ciò che ha penalizzato di più questo bilancio, sostengono da più parti tra le fila della maggioranza, augurandosi una situazione diversa per l'anno a venire. Sicuramente il 2018 sarà un anno impegnativo, ci auguriamo e speriamo di avere un interlocutore, chiamiamo solido, al governo, qualsiasi esso sia, per appunto giocare la partita dell'autonomia in maniera importante per i cittadini del Veneto.